Le raccomandazioni alla prudenza non saranno mai troppe, perché è giusto così se vogliamo uscire dal tunnel. Non è finita, ci ripetono fino a bombardarci la mente. E mentre si richiama la popolazione al rispetto delle regole, si continua a sbarcare quasi tra l'indifferenza generale, con un governo che sta dimostrando di non saper gestire quest'altra emergenza, che crea apprensione tra la gente, costretta a determinati comportamenti antivirus. Praticamente si è passati dalla fermezza, comunque inaccettabile, di Salvini alla manica larga del governo Conte. Così gli sbarchi organizzati dai trafficanti continuano incessanti. Deve essere chiaro che non ci possiamo permettere la ripresa degli sbarchi sulle nostre coste. Quello che costituiva un grave problema in tempi normali oggi costituisce un doppio problema, perché c'è un grosso rischio di mezzo. A Porto Empedocle ieri sono arrivati altri 78 migranti sbarcati a Lampedusa, dove nelle ultime ore erano arrivati 2 barconi con 137 migranti, tra cui donne e bambini. Insomma, siamo alle solite. Il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, e il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, hanno chiesto la presenza di una nave nell'isola per la quarantena dei migranti. La nave è indispensabile, dice il sindaco Martello, per mantenere le condizioni di sicurezza per gli abitanti dell'isola. A questo punto resta solo aspettare che il problema migranti sia affrontato tenendo conto della dignità delle persone, ma con risolutezza, perché si può solo immaginare cosa ci attende adesso con il bel tempo.